come ho detto prima, cosa può passare dalla mente di un uomo disperato che ha problemi? Possono passare tante cose e a volte possono arrivare anche dei pensieri strani. Quelli che sono passati per la testa ad un certo punto al signor Enrico Guarneri Litterio. Prego. Andiamo a rubare i bulletti arretrati dell'Enel. 800 euro da corrente. 800 euro, io piglio 41 euro a mese. Ora mi avvio a passo, ora un primo capace ci faccio una rapina e ce l'ho i soldi, ce l'ho. Io una persona onesta, ma devo... Chi? Chi se mi piace? Chi sei? E certo che a quest'ora di notte, al buio, aspettare l'autobus che non passa, poi con tutti questi soldi in tasca è pericoloso, va, bisogna stare attenti. Come ci dico, fermi tutti, questa è una... Non è solo che ci dico fermi tutti, è io solo che ci dico fermo tutto, questo... Fermo tutto che vuol dire che una parte si muove e una parte si ferma. Fermo tu! Ghiaccio tu, mi pare che si affermi. Senta, scusi, lei che mi pare che aveva la faccia giusta, scusi. Come si dice quando uno fa una rapina? Mani in alto, questa è una rapina. Mani in alto, questa è una rapina. Grazie. È troppo prato con chi se mi sta parendo. Questa è una rapina. Che cosa? Ma cosa è una rapina? Prego, che ha detto? Ma questa è una rapina! Non la capisco, che dice? Buonasera. Buonasera, piacere. Sono Diego Onorevole. È un collega che fai, oh. Di che partito, scusi? Ah? Onorevole, di che partito? No, Diego Onorevole è il cognome. Ah, ma passo onorevole. No. Mi sei detto me levi i soldi a mia, a famiglia. No, Diego Onorevole. Ma via 4 tasse che mi ciunga. No, stia tranquillo. È una rapina, mani in alto, questa è una rapina. Che cosa dice? Mani in alto, questa è una rapina. Lei mi fa una rapina a me? Sì, mani in alto, questa è una rapina. Lei mi fa una rapina a me, che sono l'uomo più generoso del mondo. Ma Mandaressa, questa è una rapina. Lei mi fa una rapina a me, che sono sempre pronto ad aiutare il prossimo. Ma Mandaressa, questa è una rapina. Lei mi fa una rapina a me, che c'è mia moglie, che mi aspetta a casa. Ma Mandaressa, questa è una rapina. Lei mi fa la rapina a me, che a casa c'ho 3 figli che mi aspettano, tutti e 3, a tavola. Cavocca aperta. Sì, Come i passeretti. piccoli. E Mandaressa, questa è una rapina. Lei mi fa la rapina a me. Si fanno le rapine. No. Sì, si fanno. Ma non come le fa lei, mi scusi. Ma che rapina è questa? Ma lei è la prima rapina che fa. Sta dicendo, io hai un curriculum tanto. Lei? Ma sarà un dilettante. Ma quale? Io ho un sacco di clienti, io di giorno faccio parcheggiatore abusivo, che a notte faccio la rapina. Lei è il rapinatore. Hai un cliente che non mi posso fermare un momento io. Lei? Come mi fermo? Chiede poi, se vengo, ma chi è sto fatto che non mi rapini più e mi pigliaste per morto di fame? A lei ha i clienti per rapinarli. Ma sta scherzando? E quando sono malato non mi vengono a trovare a casa? Tra l'altro non chiamano così già direttamente. Ma che dice, veramente? Sì, e quando cascano malatini c'è il giro io. A casa loro? C'è trasere do boccone e spaccare la lastra, ormai hai un'età. Ma certo. Ci duco do boccone, ma... Questa è una rapina! Questa è una rapina! E che c'è con la barzelletta Giuseppe Pastiglia, ha chiesto che... Ma che cosa? Questa è una rapina!
rapina! Ma lei così fa ridere, mi scusi! Lei deve fare paura! Faccia più paura, faccia più paura! Questa è una rapina! Ancora più paura! Questa è una rapina! Ancora più paura! Minchia, questa è una rapina! Bravo, bravo! Ora sì, un po' più... E poi mi scusi, ma che deve essere... Mi faccia anche... Poi è entrato lei così, non l'ho sentita, manco l'ho sentita arrivare. Lei deve avere una camminata un po' più aggressiva, un po' più... Deve incutere temore, lei deve incutere, incuta! Oh, io mi incuto a stasera, che sta dicendo lei? Dico nella camminata, la camminata un po' più aggressiva. Mi faccia una camminata paurosa, una camminata alla Pepe Le Mocò, forza, mi faccia una camminata alla Pepe Le Mocò. Perché lei lo conosce? Certo! Io lo so fare preciso. Avanti, me la faccia, me la faccia. Lei lo conosce? Certo. Ma guarda, quando è piccolo il mondo. Avanti, me la faccia vedere. Ma che cosa fa? Che? Pepe, un falegniamo del paese. Usano sempre Pepe un comò. No. Picchiamo Pepe comò. No, Pepe Le Mocò, ma che cosa dice? Mi scusi. Pepe un comò. Ma quale comò? Ma lei così le fa le... Questa è una rapina. Questa è una rapina. Ma scusi, ma questa cosa che cos'è? Questo è un coltello tagliente affilato che come... sangue! Questo è un coltello affilato. Sangue! Ma questo è un coltello da cucina. Ma così si fanno le rapine, mi scusi. Ma che cosa dice? Lei così fa una rapina. Per fare una rapina come si deve, ci vuole la P? Ci vuole la P? No, per fare una rapina ci vuole la P? La pinnola. No, per fare una rapina ci vuole la PIS? La PIS? Pissata. No, ci vuole la PIS? La pistola ci vuole, la pistola. Lei fa la rapina col coltello. Ma non ce l'ha la pistola? Non ce l'hai, poi sono armi pericolose. Sono... Ma lei scusi, lei che cos'è? Un rapinatore sfigato? Ma lei è fortunato. Oggi lei è fortunato, perché la pistola giusta per lei ce l'ho io. Guardi che c'è qua. Guardi. Pistola Beretta 9x21, questa è in dotazione dei carabinieri. Guardi. È pesante. Com'è? Come sta andando a faccia? Come sta? Bene, bravissimo. Questa posso fare rapine? Questa è pericolosissima, Sì. Deve stare attento, con questa fa paura. Questa faccio paura. Adesso sì che fa paura. Questa è una questa è una rapina. Ma certo, la pistola così da sola non serve. Perché non serve? La pistola da sola non serve. E che c'ho? Un cannone? No, cosa ci vuole? Con la pistola ci vogliono le papere? No, con la pistola ci vogliono le pastiglie? No, le palle? Le palle, ce l'ho già! No, ci vogliono le palloncini? Le pallottole! I proiettili? I proiettili, lei ce l'ha i proiettili? Sono già mancato pistola che me ne faccio dei proiettili. Ma scusi, ma lei come le fa le rapine? Ma questa qua, scusi, quanto costa? Questa pistola? Questa pistola è una pistola da 700 euro! Questa. Però lei è fortunato, perché lei oggi ha trovato me. Io questa pistola gliela passo a 50 euro, la vuole? Solo 50 euro, un'offerta solo in questo momento. Faccio una bella comparsa. Com'è? Poi recupero subito se so 50 euro. Apriamo rapina capace. Mezza rapina, certo. No, perché stai ricogliendo soldi che hai pagare i bulletti. Avanti, forza, 50 euro, con quella sai quanti soldi si fa lei. I proiettili li vuole, non ce li hai i proiettili? Non ce l'hai? Ci penso io, guardi che cosa ho per lei, guardi. Questi sono proiettili proprio calibro 9x21 per la pistola. Pistola. Questi proiettili andrebbero a 100 euro. 100. Io glieli passo a 20. Avanti. Grazie. Avanti. Che meno male che hanno un 3 euro. Bravissimo. Bravo, ce li ha? 20. Ecco qua, 20 perfetto, grazie. Scusi così per capire. Lei c'ha la calza? C'ha la calza? No, io due, una è repezzata e una è solo così. No, la calza, la calza. Ce l'ho. No, la calza, quella di nylon, la calza. Ah, no, perché la settimana scorsa mi calai il collante di mia moglie, stavo svenendo da freddo. No, ma che c'entra? No. Ma ci vuole la calza autoreggente che sta stretta, ma lei mi scusi. Non ce l'ho. Non ce l'ha. Lei è fortunato. Lei oggi doveva trovare me. Siamo fatti l'uno per l'altro. Guardi che cosa le do. Questa è una calza professionale, proprio da rapinatore. Questa calza costa 50 euro, Se lei va al negozio 50 euro, ma siccome siamo qua per strada, non vuole fatta la fattura. No. Gliela passo 10 euro, avanti. Questa è per lei, 10 euro.
Che restai quasi senza soldi. Avanti, avanti, che adesso con tutto questo attrezzatura chissà lei che rapina farà, guardi. E il guanto? Usa il guanto? Sempre, chiedo sempre, per igiene e per sicurezza. Avanti. Certo, e poi magari per non metterlo un po' incinte. No, ma cosa ha capito, il guanto? Lui ha la pressione bruciata, la faccia indietro non trasi! Ma che cosa dici? Il guanto! La ratta, la faccia Ma indietro! che dice? Io parlo del guanto, ce l'hai il guanto? Un profilato. No, quale profilato? Ma che dici? Il guanto per non lasciare le impronte digitali. No, ma io non hai impronte vegetali. No, e hai un centimetro di carne, io faccio capocariola. Non c'entra, le impronte restano, quindi lei non è il guanto. No. Lei non è il guanto. No. Doveva trovare me lei oggi. Guardi che cosa c'ho. Guardi che c'ho. Guanto professionale da rapinatore. Questo guanto vale 100 euro, un guanto, Non ce l'hai. Lei non ce l'ha. Non ce le hai, ce le Però hai. siccome siamo qua io la voglio aiutare, perché lei è una brava persona, io lo vedo. Gli do questo guanto 10 euro, ce li ha? 10 euro. Avanti, mi dia 10 euro. L'ultimi 10 euro? Gli ultimi? Sì. Non ha più niente. Guarda, mi mancano i soldi completamente per tutti i Cioè bolli. lei ha solamente questi 10 Sì. euro, non ha più soldi. Però ora conquista subito. Però la peccato. Coppa. Però peccato perché avevo un qualcosa che faceva proprio per lei. Peccato. Sì? Glielo faccio vedere. Questo è spray narcotizzante. Perché la pistola fa troppo rumore, troppa confusione. Certo, Certo. Invece con questo, 3 spruzzetti e lei addormenta le persone e le può rapinare. Ah sì? Peccato. Peccato. Guardi. Non so manco come si usa questo. No, non ci vuole niente, guardi, basta, questo è il bottoncino, Sì. qua esce, lo vedi qua? Sì. Bastano 3 colpi a 30 centimetri. 1, 2 e 3. Com'è? E li si addormisci? Subito. Subito? Ma 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Ecco qua. Mi dia di nuovo tutto. Lui c'ha la gente che ci va a casa a rapinare, lui c'ha. Ah, per favore, ma mi faccia piacere, va. Ma come si chiama? Monti? Questa battuta nel copione non c'era. Questa battuta sul copione non c'era. Non può fare niente.